vogliamo volutamente mettere questi stacchetti perché la gente deve sapere e capire che cosa è successo. Adesso tra poco lo affronteremo in maniera dettagliata, però quello che è successo ha dell'incredibile. Purtroppo di questo fatto abbiamo le immagini, ma di tanti altri episodi simili non abbiamo le immagini, quindi solo per questo rimarchiamo, non perché voglio andare addosso in particolar modo a Vittorio e Paternò, ma perché ma di più di questo 500.000 visualizzazioni sono tanti. Beh, Gazzetta dello Sport, Mediaset, Rai, Sky, tutti hanno trattato, e non è una pubblicità sicuramente lodevole per il calcio siciliano e per il calcio ibleo in particolare. Tra poco parleremo approfonditamente di quello che è successo la scorsa settimana, adesso passiamo ai risultati del campionato di eccellenza Girone A, siamo giunti alla 14ª giornata di ritorno, domenica 29 marzo, ricordo che non si giocherà chiaramente la prossima domenica perché giustamente Pasqua e si ritornerà in campo giorno 12 aprile. Risultati: Mazzara batte Dattilo Noir 3-0, Paceco batte Ribera 4-1, Alcamo batte Camarat 3-1, Atletico Campofranco Mussomeli 2-2, San Cataldese batte Parmonval 5-3, Marsala Pro Favara 1-1, San Giovanni Gemini batte Riviera Marmi 2-1 ed infine Monreale Serra di Falco 2-2. Classifica già abbastanza delineata, come tutti già ben sanno, il Marsala ha già raggiunto il campionato interregionale da qualche settimana, classifica che comunque vediamo nel suo dettaglio, appunto il Marsala in testa con 63 punti, a seguire Mazzara 55, San Cataldese 51, Pro Favara 47, Atletico Campofranco 45, Mussomeli 44, il Ribera con 43 punti, Parmonval 41, Paceco San Giovanni Gemini con 40, Dattilo Noir 39, Alcamo 38, Riviera Marmi 33, Camarat 30, Serra di Falco 17 ed infine il Monreale con 2 punti. Brevissimo commento, poco da dire, insomma, abbiamo detto tutto su questo decisa la promossa, decisa la griglia dei play-off, che a meno che non sia sorpreso dovrebbe essere Mazzara, San Cataldese, Pro Favara e Atletico Campofranco. L'ultima cosa da stabilire è l'ultima formazione che andrà a giocare i play-out, un posto da evitare per Paceco, San Giovanni Gemini e Dattilo Noir, le loro tre. Abbiamo pronto, se non sbaglio, la schermata, se magari la possiamo far vedere la classifica nei suoi dettagli, in modo che così anche da casa possono avere un quadro completo. Eccola qua, giustamente. Ecco, vediamo che ai play-out ci andrebbero Camarat, Riviera Marmi, Alcamo e poi una tra Dattilo Noir, San Giovanni Gemini e Paceco, insomma uscirà da qua la formazione. Niente da decidere sui play-off, men che meno sulla promozione diretta, quindi è un girone praticamente già concluso con la testa già alla post-season degli spareggi. E guardiamolo questo turno successivo, si giocherà appunto giorno 12 di aprile, la schermata è già pronta, la possiamo guardare, si giocherà Mussomeli Alcamo, Riviera Marmi Atletico Campofranco, Parmonval Mazzara, Ribera Monreale, Camarat Paceco, Dattilo Noir San Giovanni Gemini ed infine Pro Favara San Cataldese e Serra di Falco Marsala. Bene, a questo punto parliamo di questo girone B. È successo di tutto, ma non di tutto. Di più. Perché sulla rete si è scatenato un putiferio, perché le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso i fattacci, adesso le guardiamo, li commentiamo anche con i nostri ospiti, non ne parliamo più di tanto perché comunque non vogliamo... Anche perché la giustizia è ancora in corso, no? Il giudice sportivo si è espresso. Noi ci siamo permessi però negli stacchettini pre-pubblicità di sottolineare 3 giocatori, non vogliamo neanche sapere i nomi di questi giocatori, diciamo soltanto i numeri, che su tutti credo abbiano veramente... un bel terno all'otto. Hanno fatto un bel terno all'otto. Allora, a questo punto subito i risultati e poi dopo appunto il dettaglio sui fatti della scorsa settimana. Anche in questo caso abbiamo la 14ª giornata di ritorno. Risultati: Paternò Castelbonese 1-1, Città di Scordia batte Città di Messina 3-0, Siracusa batte Città di Rosolini 3-1, Modica batte Città di Vittoria 7-3, Milazzo Giarre 1-1, Catania e San Pio X batte Igea Virtus 2-0 ed infine Acireale batte Acireale Sporting Via Grande 1-1. Classifica che si conferma come 7 giorni fa, lo Scordia ancora in testa ad una giornata dalla conclusione, con la possibilità probabilmente a questo punto di avere chiusi i conti con... Ha nelle sue mani il match ball. Va a giocare contro l'Igea Virtus che oggi ha perso a Catania con la San Pio X, quindi ha un po' scombinato anche questa potenziale ultima giornata perché di suspense. se oggi l'Igea Virtus avesse vinto
andava a 50 punti e sarebbe stata sicura del terzo posto, non poteva né salire né scendere e quindi la partita sarebbe stata... Guardiamola questa diciamo, classifica, dici bene, in giustamente, discesa. a questo punto i giochi sono fatti. Mentre l'Igea così, vedete, deve ancora difendere la terza posizione dal Milazzo, che sarà impegnato sul campo dello Sporting Via Grande, che poco e nulla ha da chiedere a questo campionato. E quindi non sarà proprio una passeggiata di salute per lo Scordia, anche se chiaramente le motivazioni sono enormemente superiori rispetto a quelle dell'Igea Si va Virtus. tutti a Messina probabilmente per festeggiare. Guardiamo il prossimo turno, lo abbiamo già detto, si giocherà chiaramente giorno 12, Taormina Aciriale, Città di Siracusa Catania San Pio X, Giarre Città di Rosolini, Igea Virtus Città di Scordia, Castelbonese Modica, Città di Messina Paternò ed infine Sporting Via Grande Milazzo. Allora, guardiamoci questa clip con una musica abbastanza notevole, poi dedichiamo 1 minuto e mezzo insieme ai nostri ospiti e se siete d'accordo direi di girare pagina perché vogliamo parlare del calcio giocato. Parlare di calcio, giusto? e di gol oggi ce ne sono tanti. E di gol perché ce ne sono stati tanti. Allora guardiamoci questa clip sui fattacci, ma proprio brutti, che sono successi la settimana scorsa tra il Città di Vittoria ed il Paternò. Ebbene sì, è successo anche questo in un campionato di eccellenza e ha del pazzesco. Una battuta veloce e poi sentiamo i nostri ospiti. Ha del pazzesco il fatto che uno dei giocatori coinvolti nella rissa, il numero 8 del Vittorio Emanuello, oggi era in campo. Abbiamo visto il numero 8 chiaramente andare a colpire il calciatore del Paternò, è lui che l'ha fatto cadere, poi è ritornato anche sul massaggiatore, oggi era regolarmente in campo. È chiaro che poi quando lo stesso Vittoria si lamenta per le conseguenze, hanno anche ragione, perché è chiaro che le immagini non sono state prese, magari hanno punito giocatori che non hanno fatto nulla e altre sono rimaste impuniti, ma ha contato solo il referto dell'arbitro evidentemente. Sentiamo i nostri ospiti. Allora, Calogero Lavaccara, davanti a queste immagini c'è poco da discutere, c'è solo da condannare, anche se spesso e volentieri insomma, la federazione non ne approfitta per
appesantire il tutto, no? Perché la prova televisiva non viene mai presa in considerazione, forse qui la Lega avrebbe potuto e dovuto prenderla in considerazione la prova televisiva. No, purtroppo sappiamo che nei dilettanti la prova televisiva non vale, quindi ci sarà la polizia, chi di dovere, insomma. Comunque vedendo queste immagini viene voglia di smettere, sinceramente. Mi piace quello che dici, e soprattutto Però, sei stato un grande dei campionati dilettantistici. Però noi che amiamo questo sport credo che sia ora di smettere di dare importanza a queste immagini, visto che già comunque la polizia farà la sua indagine, certo. la Lega ha già deciso, noi secondo me dobbiamo continuare a parlare solo di calcio giocato, di risultati, cosa ha fatto il Modica. Queste immagini fanno solo veramente male allo sport. Però era importante almeno per questa puntata dare queste immagini, perché servono anche a tutti, perché queste cose vanno condannate. Chiaramente assolutamente condannate. Tra poco non ne parleremo più, però era giusto sottolinearla. Esatto. Luca, tu che ne pensi? Ma credo che la partita era una partita importante, si giocava un'uscita diretta per... vabbè Luca, però il calcio è calcio. No, dico questo, qualsiasi sia la motivazione non giustifica questi gesti, perché Giusto. col calcio non hanno niente a che vedere, quindi insomma dispiace soprattutto che la Sicilia poi vedi sempre viene beccata per questo, quindi... ma non è da tutte le partite così fortunatamente. Meno male, meno male. Oggi lo Scordia ha probabilmente segnato il passo con questa vittoria quasi scontata in casa, ma soprattutto con questi Igea Virtus che perdendo probabilmente ha agevolato questa vittoria finale già dalla settimana prossima. Beh, allora, diciamo che è una guerra di nervi quella che ci sarà ora a distanza tra Barcellona, dove giocherà lo Scordia la prossima settimana, e Siracusa, dove il Siracusa giocherà in casa con la Sampio Decimo. Dando per scontata la vittoria del Siracusa, tutto dipenderà da quello che succederà dal Contres. A questo punto attenzione però, perché l'Igea Virtus non è ancora certa del terzo posto. Quanto può contare un terzo posto? Tanto, perché giocherà in casa eventualmente la partita dei playoff proprio contro il Milazzo, e sappiamo la rivalità tra Igea Virtus e Milazzo quanto può essere alta. Quindi la formazione giallorossa ci terrà e non sarà una passeggiata. Non sarà una passeggiata. Guardiamoci il servizio di Alessandro Fragalà su questa vittoria appunto dello Scordia che ha vinto, pensate un po', 3-0 netto contro il Città di Messina. Occhi e gambe in campo, testa a Rosolini alla partita del Siracusa. Lo Scordia batte 3-0 il Città di Messina. Spera ma non può ancora festeggiare la promozione perché da Rosolini non arrivano buone notizie. Tutto si deciderà fra 2 settimane a Barcellona nella partita contro l'Igea Virtus. Dipenderà tutto dallo Scordia che in caso di vittoria conquisterà la promozione in Serie D. Coreografia da pelle d'oca in uno stracolmo stadio Aldo Binanti durante l'ingresso in campo delle due squadre. I bambini sul terreno di gioco e il pubblico in tribuna. Euforia alle stelle a Scordia per una squadra sempre più vicina alla meritata promozione in Serie D. Partenza sprint dello Scordia, prima conclusione pericolosa dopo appena 2 minuti, Cocimano alla distanza, tiro respinto da Trovato. È un monologo dei padroni di casa che hanno fretta di chiudere subito i conti. Bellino colpisce di testa a botta sicura, ma il pallone si stampa sulla traversa. Dal Città di Messina nessuna reazione, dunque lo Scordia continua a cercare il vantaggio. Ancora Cocimano da fuori, ancora Trovato che respinge. Il gol però è nell'aria, arriva puntuale al minuto numero 10. Usmane serve Bellino in profondità. Tocco socco dell'attaccante che batte il portiere messinese in uscita. 1-0, ma Scordia che non molla la presa. Bertolo impegna Trovato sul calcio di punizione, poi è Bellino a sfiorare il raddoppio. Ma anche questa volta la difesa messinese riesce a respingere. Enorme il divario tecnico tra le due squadre. Inevitabile il gol del raddoppio. Calcio d'angolo di Privitera e colpo di testa vincente di Salvo Cocimano. 2-0 è partita in cassaforte. Adesso l'attenzione si sposta a Rosolini, dove però il Siracusa è in vantaggio. In campo non succede praticamente nulla, la partita si spegne, prima dell'intervallo però Bellino spreca il pallone del 3-0. Tris che arriva puntuale in avvio di ripresa, alla festa manca solo Michele Usmane che realizza il suo 13° gol stagionale. Se già la partita poteva considerarsi chiusa, adesso è strachiusa. Lo Scordia non contento cerca anche il 4º gol. Usmane per Messina che impegna Trovato, migliore in campo tra i messinesi nonostante i 3 gol subiti. Prima della fine della partita Rametta cerca la via della rete senza fortuna. L'attaccante si ripete nel recupero quando fallisce clamorosamente l'occasione del poker. Poco male per lo Scordia, finisce 3-0. La distanza dal Siracusa rimane invariata, Scordia 60 punti, Siracusa 59. Domenica 12 aprile l'epilogo con gli Arotesei in casa contro la Sampio e lo Scordia a Barcellona contro l'Igea Virtus che dopo la sconfitta in casa della Sampio dice addio alle speranze di conquistare i playoff.
Grande vittoria della squadra di Serafino, hanno messo probabilmente una pietra pesante Se in dovessi vista. dare una percentuale 55 e 45, non la vedo ancora così netta. Sentiamo le interviste del dopo partita tra Scordia e Città di Messina, ambiente molto molto carico in questo momento a Scordia, atmosfera surriscaldata perché veramente stanno per toccare l'interregionale e per Scordia è sicuramente una grandissima categoria. Interviste del dopo partita. Un'altra vittoria per lo Scordia che mantiene il vantaggio a +1 sul Siracusa, che ha battuto appunto il Città di Rosolino. Una grande prestazione da parte dei ragazzi di Natale Serafino. Andiamo a sentire quali sono state le impressioni dei protagonisti nel post partita. Michele Usmano, una grande vittoria, si è andata a segno anche oggi, però premiata la grande prestazione della squadra. Grande prestazione per tutta la squadra. Oggi era determinato che potevamo 3 punti a casa e poi andiamo a casa, facciamo una bella vacanza con questo Pasqua e poi riprendiamo di nuovo. Quindi la partita ancora non è finita il campionato, quindi ci sarà l'ultima partita a Barcellona che dovremmo andare a vincere, però oggi è andato così, speriamo che andando là prendiamo 3 punti così possiamo salire le categorie. Oggi è stata una grande gara, eravamo consapevoli che era sicuramente la gara che ci poteva permettere di arrivare fino alla fine, di sognare, di arrivare fino alla fine e di giocarci la Serie D. I ragazzi erano pronti a tutto, hanno dimostrato di essere veramente all'altezza, penso che sul piano del gioco non c'è stata storia, hanno avuto una grande reazione e soprattutto hanno disputato una bellissima partita sotto il punto di vista dell'impegno e anche del gioco. Cosa vuole dire chi prima la definiva un neofita del calcio e chi non aveva scommesso €1 sullo Scordia in questa stagione? Nulla, semplicemente quello che ho detto il 2 febbraio del 2014, davanti c'era molta gente, ho detto le persone prima di valutarle bisogna conoscerle, perché nella vita, come mi hanno insegnato i miei genitori, in particolare mio papà che non c'è più, bisogna mangiare veramente 20 kg di sale per conoscere bene una persona, quindi quando non si conosce non si può dire nulla. C'è una cosa importante nella vita che sono i fatti, a dire tutti i fatti, che lo Scordia fino alla giornata della fine è in testa al campionato. Nessuno scommetteva su questo Scordia, è vero, sono parole vere queste. Sì, magari sì, c'erano squadre più accreditate, però chiaramente ha meritato lo Scordia quello che ha raccolto, è la squadra più forte e quella che gioca meglio a calcio. È vero, è vero. Oggi si è stato a vedere questo grande spettacolo importante a Modica tra Modica e Città di Vittoria. Esatto. 10 gol, ti sei divertito? Tra l'altro c'è stato un calo di spettatori rispetto all'ultima partita. Quanti erano? 109 l'altra volta, oggi 108, quindi c'è un'unità in meno, magari oggi forse preferite andare a fare una passeggiata verso mare. Allora vediamoci il servizio che hai realizzato su questa bella partita, entusiasmante partita di Modica, e poi parliamo con i nostri due allenatori giocatori, ovvero allenatore e giocatore del Santa Croce, la Vaccara, e allenatore e giocatore Felicetti del Modica. Succede di tutto e di più in Modica Vittoria, due squadre in crisi di punti ma che sanno offrire spettacolo ogni qualvolta che si incontrano, e con ogni probabilità ci sarà il replay il 26 aprile nella gara dei play-out. Vittoria senza i 7 squalificati e con qualche volto nuovo, Modica senza il solo Rosi squalificato. Al 15° si apre la fiera del gol, Ravalli serve Ocolie che resiste alla carica di De Vito e batte Mancari in uscita. Neanche un giro d'orologio che il bomber nigeriano restituisce il favore a Ravalli, pallonetto dalla distanza che si insacca nel 7, 1-2 terrificante in 60 secondi. Partita finita neanche per sogno, al 23° l'ex Sebi Catania batte una punizione dalla distanza, la palla che rimbalza a 2 metri dalla porta inganna Gianni che respinge sui piedi di Crisafulli, l'esperto bomber ringrazia e mette dentro. 5 minuti dopo il Modica ha l'opportunità di allungare ancora, ma Ravalli perde il tempo e conclude su Mancari in uscita. Gol sbagliato, gol subito. Al 35° cross di Russo, Gianni ancora una volta incerto, smanaccia su Crisafulli che da grande opportunista mette dentro il 2-2 insperato.
Ancora più clamoroso quello che succede al 38esimo, Pianesi atterra un avversario, per l'arbitro è rigore, ancora Crisafulli segna il gol del 3-2 e della tripletta personale, non male per un giocatore svincolato fino a giovedì. Si chiude così il primo tempo, emozioni a ripetizioni nella ripresa. Al terzo Ravalli si invola verso la porta, De Guido lo abbatte e si guadagna la giusta espulsione. In 10 e a corto di preparazione il Vittoria crolla di brutto. 2 minuti dopo è Alessio Nassi, oggi schierato centrocampista, che riporta il match in pareggio. Passano ancora 120 secondi, la diabendata per una volta è benevola verso il Modica, la sfera rimbalza sulla faccia di Ocolie e diventa un assist per Ravalli che di destro batte Mancari in uscita. 10ª rete in campionato per il terzino goleador, 4-3 per il Modica. Al 13esimo Ocolie manca il gol a 10 centimetri dalla porta. Al 21esimo grandissimo gol, ancora di Nassi, che da fuori aria prepara il tiro e va a colpire il palo alla sinistra dell'incolpevole portiere vettoriese che vede la palla entrare per la quinta volta. Non è il gol più bello di giornata perché al 24esimo Gatto, al termine di un'azione corale, va a cogliere l'incrocio dei pali con uno straordinario destro. Il tiro è imparabile per Mancari. Al 33esimo c'è gloria anche per il giovane Corrado Paolino che è entrato da qualche minuto, stoppa e si gira dal limite d'aria, tiro precisissimo che beffa il portiere biancorosso. E 7-3 per il Modica che chiude la partita con 6 juniores in campo. Gli assenti, leggasi tutti i tifosi del Modica, hanno avuto torto come non mai oggi. Davanti a 107 spettatori. 108. Quanto? Però compresi, 108? compresi 3 poliziotti di servizio, vabbè. quindi siamo a 105. Però si poi. sono messi una bella partita, soprattutto i gol bravissimi i tuoi ragazzi, Luca. No, onestamente bravi, Eh. non al di là dei risultati di oggi, ma bravi perché da tempo ci sono tante difficoltà Sappiamo, e la bravura sappiamo. è venire e trovare gli stimoli che non è facile, te lo assicuro, giornalmente al campo ad allenarsi e quindi quello secondo me è la vittoria principale. Poi il risultato è normale che la vittoria di oggi ci permette di fare un salto di classifica. Probabili play-out a questo punto proprio col Vittorio non è escluso. Sì, quindi questa è stata, al di là di 7 gol era importante per noi vincere, 1, 7 valevano i 3 punti, Certo. quindi questa è la cosa fondamentale, anche per il morale che è una squadra un po' spenta per i risultati passati e quindi questo ci aiuta tanto. Voglio mettere un po' in difficoltà la Vaccana, vediamo gli facciamo fare un pronostico, come andrà a finire secondo te Calogero questo duo Vittoria-Modica, chi soccomberà e dovrà forse retrocedere, anche se ancora ufficialmente la griglia dei play-out non è stata definita, però in questo momento sembrerebbero loro due che si andranno a scontrare. Mi dispiace per te, non mi trovi impreparato in quanto oggi ero a vedere allo stadio, a vedere la partita e ho visto un Modica nettamente superiore. Più in palla? Nettamente superiore al Vittoria, sia a livello tecnico-tattico che a livello atletico. Però la cosa che mi è rimasta più impressa oggi, lo dicevo a microfoni spenti a Luca, è l'ambiente che c'è a Modica. Un ambiente particolare, pesante. Sti ragazzi, ho avuto l'impressione che anche i ragazzi stessi in campo non vedono l'ora che finisca questa stagione. Beh, d'altra parte è stato un campionato travagliato, giusto Peppe? No? Anche troppo. Modica come città e la tifoseria vengono da 2 anni disastrosi. Di sofferenza, togliendo i risultati sportivi che alla fine ci sono anche stati perché è arrivata la salvezza l'anno scorso, adesso la salvezza insomma non è poi così lontana, però la tifoseria, sia quella organizzata sia il tifoso, il padre di famiglia che va a vedere lo stadio, non ci va perché viene da 2 anni di disastri. Non voglio dire qua di chi sono le responsabilità, di chi non sono, ognuno sa e si prende le proprie responsabilità, però è chiaro che io, tifoso del Modica, non vengo più invogliato ad andare allo stadio perché ne ho sentite dire di tutti i colori, ho sentito però polemiche adesso, a destra e a sinistra, adesso, liti tra sindaco, amministrazione. Però adesso per salvare la categoria sarebbe giusto fare quadrato, no? Ettore, ma a quanti modicani interessa questa squadra? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre. A quanti A modicani quanti? interessa questa squadra? È vero. A 108 persone che vengono con una bella giornata, il derby, una partita fondamentale, 108 persone. Pochi, è vero. Vabbè. Scusami, Sì. concludo dicendo Sì. che ancora di più dobbiamo apprezzare il lavoro fatto da Luca Beh, certo. e dai ragazzi che stanno portando a Assolutamente. compimento una stagione
veramente, da quello che ho visto oggi, Da incorniciare. pesante. No, ma ti ringrazio, ma è vero, ma non al di là del merito è dei ragazzi assolutamente, perché noi tante volte, quasi ogni giorno ci troviamo al campo che siamo 8-9 ragazzi che non vengono perché lavorano, quindi non Giustamente, è, le dico che non è difficoltà semplice, sono poi tante. giustamente c'è gente che critica per incompetenza, per invidia la domenica, ma prima della domenica si deve vedere la settimana come procede, non è semplice. È dico la difficile, verità, non è difficile semplice. poter preparare Però la partita, il merito è, e noi ci proveremo fino alla fine, non molleremo come non abbiamo mai mollato. Io dico, spero che, non so quali siano le problematiche della tifoseria, perché che poi fuori casa comunque anche se in minima parte ci seguono, spero che capiscono che c'è di mezzo il Modica Calcio e quindi al di là di chi ne faccia parte è importante salvare la categoria e nei playout. Il 26 aprile è la festa di San Giorgio a Modica, vengono E quindi- aiutati. patrono di Modica, e ci sarà una quindi- grande festa. Sarebbe ideale festeggiare. E per noi è Ok. una grande mano, questo Va sicuramente. bene, allora ci dobbiamo fermare, salutiamo Peppe, Ma lo cogliere rivedremo l'incrocio domenica prossima. domenica Fra 15 giorni, fra naturalmente. domenica prossima saremo sempre in onda, ma ci sarà una puntata pasquale tutta particolare. quindi- Perdonami Ettore, domenica Sì. prossima su Video Mediterraneo la grande domenica dedicata alla Pasqua negli Iblei. E quindi insomma... E quindi tra Modica, Comiso e Scicli non c'è calcio di mattina, ma c'è tanto da vedere. È vero, è vero. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, rimanete con noi di Penalty. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.